E conto alla rovescia per il via alla riforma delle banche di credito cooperativo. Il tempo per cambiare c'è, ma il tasto va premuto sull'acceleratore. In gioco la natura di un sistema che ha sostenuto il territorio. Critico nei confronti della riforma approvata dal governo Renzi anche il presidente del Veneto Luca Zaia. Stiamo pagando il conto di legiferazione e di leggi fatte male dal passato governo, dalla trasformazione in SPA doverosa, ma fatta in tempi troppo ravvicinati delle popolari, al tema delle banche di credito cooperativo. Ormai l'idea che si è fatta è che le banche del territorio è un disastro. Vabbè, vedremo le banche degli altri come sono. La verità è che ci vogliono le banche forti e importanti a livello nazionale e internazionale, ma ci vogliono anche quelle di quartiere, definiamole così. Il rischio è quello che il territorio sia impoverito, ribadisce il governatore veneto. Abbiamo 600.000 imprese e non mi risulta che le nostre banche non siano state presenti nello sviluppo del Veneto. Se poi ci sono stati anche problemi, come è accaduto per le popolari, lì si vedrà di capire quali sono le responsabilità. Però fare di tutto un'erba un fascio no. Io sono per le banche di credito cooperativo, figuratevi, pensare che anche queste vengano poi azzoppate non mi sembra una gran roba.